No, devo metabolizzare quello che è successo. Però comunque sono a settimo cielo. Sono venuto a Vittorio Veneto perché penso che sia un'esperienza incredibile, penso che sia un trampolino per la carriera di un violinista, di un musicista. Per me è una grande occasione per mettermi alla prova proprio perché è un faro per i violinisti italiani per vedere quale può essere il loro posto nel nostro odierno mondo musicale. I mean, it's great. It's a very nice break from the usual competition program where it's mostly focused on a lot of technique. Sort of contrasting to that, Vittorio Veneto has the Rode and Don't caprices as opposed to the Paganini and Wieniawski. Sort of, again, stressing the musical side of things rather than whether, you can play your tenths or octaves or whatever. Questo concorso è uno dei concorsi, secondo me, importanti per la nostra crescita e soprattutto per giovani musicisti come me. È una tappa fondamentale questa. È un concorso comunque famoso in Italia, quindi non c'è stato bisogno insomma, di cercare e penso che sia una grande opportunità per noi violinisti. Penso che sia una bellissima occasione per mettersi alla prova davanti a una giuria obiettivamente molto competente. It's Italy. It's beautiful, good people, good food, and it's actually a great competition, so yeah, good to be here. È stata un'occasione di crescita perché da tempo non mi trovavo a dover essere sollecitato da sensibilità di studenti e di solisti giovani che vogliono crescere, quindi per me è stato veramente importante. Io personalmente ero molto emozionato oggi, forse emozionato come quando sono venuto a farlo da partecipante al concorso. Ho sentito quasi le stesse sensazioni. Enorme è stata la soddisfazione per mille motivi, perché siamo ripartiti, perché ho visto che la mia squadra e gli uffici che l'hanno accompagnata si sono dimostrati estremamente efficienti nel realizzare questo evento che aveva 1000 sfaccettature nuove per noi, essendo internazionale per la prima volta, a dimostrazione che il gioco di squadra e la buona volontà e anche un pizzico di coraggio fanno sì che qualsiasi traguardo possa essere tagliato. Quando sono diventata assessora alla cultura ho sempre pensato che avrei dovuto impegnarmi per riprendere questo evento che ha fatto grande la nostra città e per cui la nostra città è conosciuta. Ho avuto intorno delle persone che come me hanno creduto a questo sogno, a questa possibilità concreta di realizzarlo. Ho avuto intorno degli uffici che hanno lavorato duramente e soprattutto con grande passione per riuscire a raggiungere l'obiettivo. Penso che sia molto importante educare i bambini alla musica sin da piccoli, perché è una cosa che in Italia non viene fatta sempre, quindi fargli conoscere lo strumento, far conoscere loro le dinamiche della vita di un musicista è una cosa molto interessante e che serve ai ragazzi.
Ho fatto un'intervista con dei ragazzi delle medie, quindi intorno ai 11-13 anni, e erano molto contenti, molto entusiasti e mi hanno fatto un sacco di domande, erano molto interessati. È una manifestazione che già mi ha riempito da subito di orgoglio. Sentire questi giovani fare musica, fare tanta musica, e sicuramente abbiamo visto dei giovani talenti che in futuro li ritroveremo, che calcheranno certamente le platee a livello internazionale. Quindi una grande soddisfazione dare questa opportunità come consorzio del Prosecco Doc, dare una risposta importante di ripresa nel nostro territorio, dare questa forza, questo spirito che possa portare veramente avanti la musica e dare un futuro a questi giovani. Per me suonare il violino ormai è un gesto quotidiano, un po' come mangiare, come dormire, respirare quasi. Ho sempre fatto quello e credo continuerò a suonare il violino. Per me continuare a suonare il violino è lavorare, studiare molto per renderla poi la mia professione, è una grande soddisfazione. Vuol dire comunicare con l'ascoltatore, comunicare con me stessa e trasmettere quello che provo. It has been my life ever since I was very young. I mean, that's why I also moved to Europe. So yeah, it's the most important part of my life. Yeah. The winner of the 32nd violin competition of the city of Vittorio Veneto, Francesco Vikram Sedona. Sono contento perché abbiamo avuto una finale con violinisti di grande talento che hanno fatto una performance che non indica soltanto l'entità, la quantità di talento che si portano dietro quando suonano, ma fanno intendere che possono raggiungere una carriera importante, perché hanno delle solide basi sia strumentali che musicali. E questo è lustro per il concorso. Quando ero piccolo e incominciavo a suonare il violino, per me il concorso Città di Vittorio Veneto era qualcosa di grandioso, e guardavo tutti i vincitori con estrema ammirazione tuttora. Sentirmi parte di questa famiglia alla fine è un qualcosa di fenomenale, fenomenale. No, devo metabolizzare quello che è successo, però comunque sono a settimo cielo.
Il nostro partner non ci fa perdere un giorno, non si ferma nemmeno sabato o domenica. Esige molto e sa sempre quello che vuole. Per questo non ci siamo fermati un attimo. Si chiama natura. Però ci dona la gioia di creare qualcosa di inimitabile, che quest'anno vogliamo dedicare a chi ha l'Italia nel cuore. E ora ripartiamo tutti. Di slancio. Prosecco Doc. A chi ha l'Italia nel cuore.